E vedere questi produttori qui che hanno l'orgoglio del loro prodotto e lo comunicano ai cittadini è un motivo di speranza. Coltivare, custodire è un qualcosa che dobbiamo avere tutti a cuore, non solo i contadini ma anche i cittadini. Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e presidente di Fondazione Campagna Amica, a Conegliano per il mercato straordinario voluto da Coldiretti per promuovere i prodotti delle aziende del territorio e la vendita delle caciotte solidali realizzate con il latte delle zone terremotate. È un momento veramente importante perché è una personalità importantissima che aderisce come presidente di Campagna Amica e trasmette dei valori importanti che noi da anni comunque trasmettiamo con i nostri produttori della salvaguardia del territorio, della produzione del cibo sano di alta qualità. La caciotta della solidarietà è una caciotta fresca fatta con il latte delle stalle delle aree terremotate in collaborazione con una cooperativa associata a Coldiretti che è l'Agrifolatte, che raccoglie il latte di tutte quante queste stalle e poi produce questa caciotta che stiamo vendendo in tutti quanti i mercati di Campagna Amica d'Italia per dare la possibilità ai nostri allevatori che sono nell'area del cratere del terremoto di fare quello che vogliono, e cioè rimanere nelle loro terre e continuare a farle prosperare per il futuro. Nella Marca il rapporto diretto tra i produttori di Campagna Amica e i consumatori sta prendendo sempre più piede e a Treviso potrebbe presto arrivare un'importante novità, un nuovo mercato coperto. Ormai sono diventati oltre 15 mercati Campagna Amica, abbiamo oltre 1000 aziende agricole che sono certificate Campagna Amica e stiamo provvedendo in grande a pensare a un mercato coperto di Campagna Amica, una nuova formula, un'iniziativa per dare a una città importante come Treviso un mercato stabile dove poter fare la spesa e trovare la qualità, la genuinità e la salubrità dei nostri prodotti ogni giorno.